Wow, che concerto! Che musica! E hai sentito che chitarra? Sì, e poi che ritmo! Che velocità! Ti prende dentro. E che emozione! Sembrava che la chitarra avesse una voce! Già, ci credo che riempie gli stadi, che le sue canzoni sono ai primi posti in classifica. E io, se voglio vedere il mio posto in classifica, devo scavare con la pala! E che cosa dovrei dire io? Il più famoso batterista al mondo! Ma non mi conosce nessuno! Sul mio fan club in Facebook ho un solo fan, mia madre! Ma almeno tu suoni la batteria, tu piaci. La batteria è rock. Io suono il violino e mi piace tantissimo, ma la gente mi considera un po' antiquato e io vorrei solo suonare la musica del cuore, solo questo. Ma smettetela! Smettetela! Cosa state dicendo? Voi siete dei musicisti, vi chiamano ai concerti. Io invece cosa sono? Sono una cantante. Faccio una canzone che fa schifo e non ti prende più nessuno. Ormai non servono neanche più i reality, sono stata persino a Nemici. Nemici? Amici? 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 Quali amici? Quelli non fanno altro che parlarsi addosso tutto il tempo. Le ho provate tutte, sono stata al Grande Macello, all'Isola dei Disperati, a X Fattoria, ma niente fama e niente successo! Il successo, la fama. Pensate! Se fossimo famosi avremmo un intero palazzetto a disposizione. 4.000 persone con cui poter fare ragazzi. Al mio 3 voglio un urlo fortissimo. 1, 2, 3! Wow, che immaginazione, li ho sentiti anch'io. Ma certo, sono i 4.000 ragazzi della festa dei ragazzi di Jesolo! Sì, è vero, ci sono qui, ma non sono qui per noi. Sì, ma sono qui per Massimo Varini. È vero, ma sono dei grandi! Forza ragazzi, facciamogli sentire un po' di ritmo. Con le mani, con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani, con i piedi. Sì, ok, Con le mani. va bene, ma comunque non sono qui per noi. Certo, sì, ma perché non approfittarne un po'? Giusto, bene, bravo. Perché non approfittarne un po'? E questa chi è? Non lo so, ma mi sta simpatica come la prof di matematica quando mi chiamava fuori la lavagna. Appena entrata mi sono venuti i brividi. Ragazzi, cosa vi succede? Non avete più la grinta giusta? Non riuscite a sfondare nel mondo dello spettacolo? Vanity Fair vi tratta come un calzino sporco? Non c'è problema, ci sono io, Eva Partita, o Partita Eva se preferite. Pucci, la mami sta lavorando. C'è gente. Che duro lavoro. Tutte a me. Management e consulenza per ogni campo. Ma qui c'è scritto che si occupa di costruzioni. E la musica non si costruisce? Di agricoltura. E la musica non si coltiva? Di sanità. E la musica non cura? Di grafica? E la musica non fa immaginare? Sì, ma io Niente ma. Partita IVA è la persona giusta al posto giusto. Soprattutto quando si tratta di guadagnare. E soprattutto se quella che ci guadagna sono io. Non le credette?
credete? Lei sta pensando ai suoi affari, non ai vostri interessi. Ah, è arrivata Mary Poppins. E questa chi è? Non lo so, ma mi sta simpatica come la campanella che mi salvava durante l'interrogazione della prof di matematica. Io sto già meglio. E tu chi saresti per farmi la predica? Giusto, mi presento. Sono Diletta De Musicis, direttrice d'orchestra. Ah, sì, direttore del coro degli ubriachi dell'osteria. Non ho mai sentito il tuo nome in nessuna rassegna stampa. Carina. E nemmeno in TV, internet o su Fringuella 2000. E che significa? Guarda che l'essenziale nella vita mica è essere famosi. Essere famosi capita. L'importante nella vita è diventare grandi. Wow, che frase! Questa me la segno e ci faccio una canzone, Già, diventare grandi. Ma che cosa vuol dire diventare grandi? Ah, ecco, mia madre me lo diceva sempre. Smettila con queste cose, ormai sei grande. E poi, quando le chiedevo di uscire, piantala, sei troppo piccolo per queste cose. Anche la mia, uguale proprio. Ma allora sono piccolo o sono grande? Esattamente. Anche la mia mi diceva sempre: tesoro, devi essere responsabile per i tuoi fratelli più piccoli. E poi il compito di responsabilità: sistemati la camera che è un porcile. E io, quando mi lamentavo per il mio primo amore, io soffrivo. E lei? Ah, oh, che te lamenti, vedrai che devi ancora crescere. È proprio vero, ragazzi, diventare grande è difficile per tutti. E spesso è anche completamente inutile. Il successo arriva anche se non si è grandi, se si è ricchi e famosi. Basta fingere un bel po', mostrarsi un po' qui e un po' lì e il successo arriva. Ma come? E il talento? Mai sentito parlare di playback? Uè, partita, con la chitarra si può mica fingere, E neanche con la batteria. Basta non inquadrare il batterista. In TV nessuno si accorge della verità. Non ci credo, non posso crederci che tutti facciano sempre finta. Altro che, e dopo un po' diventi così bravo che sudi anche per finta. Ma non le credete? Io vi posso aiutare a diventare grandi. Oh, Mary Poppins, allora quale sarebbe la tua proposta? Io vi posso aiutare a trovare le 7 note per diventare grandi, quelle che vi permetteranno di suonare la musica della vostra vita. Come sei simpatica, una comica nata. Non c'è niente da ridere, è tutto vero. Ah sì? Allora ti sfido a dimostrarlo. Ti do il tempo di una giornata, questa giornata. Se entro questo pomeriggio non avrei suonato le 7 note con questi qui, lavoreranno gratis per me per tutta la vita. D'accordo, ma e se riuscissimo a suonare le 7 note, cosa farai? Beh, in quel caso me ne andrò via e lascerò la mia agenzia di spettacoli nelle vostre mani. Ma è un'eventualità ovviamente impossibile. D'accordo, affare fatto. No, mia cara, l'affare l'ho fatto io. Bye bye, schiavetti. Bye bye, schiavetti. Ci pensate, l'agenzia? Faremo concerti! Saremo musicisti. Sì, è vero, ragazzi, è vero, però prima dobbiamo trovare le 7 note per diventare grandi. E per ora abbiamo solo uno spartito vuoto. Certo, perché la ricerca comincia ora! Dai, su via, non vi scoraggiate. Per riempire il pentagramma vi darò un primo grande aiuto. La prima nota ve la regalo io. Grande! Vai! Spara la nota! La prima nota è il re. Il
il re una nota importante, regale, perché quello che stiamo facendo è davvero importante. Ok, ma come facciamo a trovare le altre note? Beh, certo, ognuno di voi ha una nota dentro di sé, la nota della propria musica, la nota della propria vita, e l'unico lavoro da fare è farla uscire. C'è solo un modo per vedere se la nota è uscita quando siete sul palco. E quale? Il coinvolgimento del pubblico. Più voi coinvolgerete il pubblico, più la nota sarà vostra. Ma io sono uno specialista in questa cosa. Guarda come te li coinvolgo. Allora ragazzi, ci state a darci una mano? Sì! E allora mettiamo mano ai nostri strumenti che abbiamo portato da casa. Facciamoci sentire da quell'arpia che ce la possiamo fare. Forza, mano agli strumenti. Veloci, veloci. Fateli sentire. Dai ragazzi! Più forte ancora, vi vogliamo sentire tutti! Non Senti vi che sento! roba! Di più. Di più! Lassù non sento! Il sud, fatevi sentire! Ce ne sono un po' dappertutto! Anche lì in fondo, Qui anche lì in per te, fondo. forza! Forza! Suona, battete le mani se non avete sono uno anche strumento! messicani! Bravissimi. Bravissimi! Un trombone! Davvero complimenti. Al Stop, mio stop. 3 il silenzio. 1, 2, 3. Ma che bravo! Fantastici, siete Ti ho visto? fantastici! Fantastici, però insomma qui cioè, la ricerca è lunga e non vorremmo annoiarci, quindi io propongo qualcosa di un po' più pepato. Cosa ne dite se per la ricerca facciamo una sfida? Grande idea! Una sfida! Sì, dividiamoli in 2 squadre. Grande idea! Due squadre! Due squadre! Loro saranno i Diesi. Diesi! Fatevi sentire. E loro saranno i bemolle! Fatevi sentire, bemolle! Sì! Ma i bemolle non sono un po' molli? Sì, ma tanto i Diesi sono mezzi sclerati. Forza Diesi, facciamoci sentire di più. Forza bemolle, possiamo fare meglio! 1, 2, 3! Sei! Bravi, bravissimi! Diesis. Bemolle! Fantastici, siete bravissimi! Però ora dobbiamo capire come trovare la seconda nota. Appunto, la seconda nota è il Do. Perché per diventare grandi bisogna sapere donare.